sistema sanitario attuale presenta molteplici criticità. Oggi le principali cause di problemi di salute si possono collegare a stili di vita poco sani, in cui predominano un'alimentazione scorretta e la sedentarietà, e a cui si affiancano poi motivazioni sociali ed economiche. Più del 5% delle morti in Europa sono attribuibili però a malattie causate dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Ogni giorno circa 800 persone, soprattutto giovani. Nel 2017 l'Istat ha stimato che circa 40.000 accessi al pronto soccorso presentavano patologie alcol correlate. Il numero di consumatori fuori pasto, di consumatori a rischio e dei binge drinkers non rallenta. Le percentuali di questi ultimi, sia di sesso maschile che femminile, aumentano nell'adolescenza e raggiungono i valori massimi fra i 18 e i 24 anni. Cosa possiamo fare? Sostenere i progetti di ricerca, sviluppo e prevenzione. È importante contribuire alla diffusione di informazioni e programmi che prevengano malattie e patologie date da stili di vita poco salubri. Prestare aiuto a un parente, un amico o un conoscente che pare presentare dipendenza da comportamenti o consumi dannosi per la sua salute. Fare donazioni a programmi dedicati per rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui gli stupefacenti e il consumo nocivo di alcol. Per approfondire questa e altre tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUd.